Questa è un'amministrazione che sta portando a casa dei risultati importanti in solo 365 giorni. Mi vengono in mente le 1000 piante che Asco Trade ci ha donato e che già 300 sono state piantumate. Mi viene in mente i nuovi bus elettrici che sono stati portati in città. Adesso andremo a installare 48 colonnine elettriche per ricaricare le auto elettriche, di cui 38 proprio nei quartieri, in quelle aree che avevamo garantito e promesso maggiore attenzione, e lo stiamo facendo. Mi viene in mente che siamo diventati un comune plastic free e tante altre iniziative legate proprio alla tutela e alla qualità della vita, quindi un giorno importante per i nostri cittadini. Abbiamo presentato il nostro piano non solo nel comune di Treviso ma anche nell'intero Veneto, 197 colonnine già organizzate e quindi 197 stazioni di ricarica che verranno installate nel Veneto, di cui 157 in provincia di Treviso. Questo solamente per quanto riguarda il pubblico, cioè mi sto riferendo alle amministrazioni comunali. Quindi un'azienda del territorio che ancora una volta riafferma il suo ruolo. Prendiamo per mano il nostro territorio, così come negli anni 70 è stato fatto per la metanizzazione. Oggi lo facciamo per quanto riguarda la mobilità elettrica. A breve l'abbiamo annunciato, sì, metteremo a disposizione dei nostri clienti si chiamano wall box, quindi comodamente da casa si potrà ricaricare l'auto elettrica mentre si dorme, perché giustamente in casa si fa nel garage, mentre si è a casa, mentre si dorme e si riposa.